Bene, allora grazie al dottor Penna. Io adesso passerei la parola al dottor Pische, che ci parlerà di quello che può essere un sogno di rivivere la medicina sotto un altro aspetto, molto più umano e meno tecnocratico, e anche parlare di quella che è la sua esperienza professionale, che è quella legata al mondo dell'odontoiatria, dove dopo aver scoperto alcune cose che poi parlerà lui, ha deciso di cambiare veramente radicalmente, diciamo, metodo e sostanza, proprio per cercare il benessere vero delle persone anche in questa materia. Passo la parola a lui. Grazie. Ok. Sì, allora, io credo che, perlomeno mi sono convinto negli anni di una cosa, che dovrebbe essere accettato nella facoltà di medicina chi è stato malato, perché soltanto chi ha subito il carico di una malattia può capire quella che può essere la soluzione, quello che può in termini anche umani ed empatici contribuire a dare al paziente. E io ho avuto la sfortuna, ma la grande fortuna di essermi ammalato come del resto mio padre, anche lui medico, anche lui specialista in odontostomatologia, che a 64 anni ha smesso di lavorare perché gli tremavano le mani, e capite che per un dentista che prende il trapano e si avvicina alla bocca del paziente in questa maniera non è proprio il massimo. Probabilmente per una carenza genetica di un enzima detossificante questo destino è toccato anche a me. Dopo 10 anni di professione in cui utilizzavo l'amalgama che viene chiamata amalgama d'argento, sicuramente il collega ricorda che questa era la denominazione attraverso la quale veniva mistificata, dando a questo materiale, alle piombature, una veste di nobiltà. Invece l'amalgama contiene, avete presente, no, le otturazioni, quelle nere, quelle grigie, contiene per il 50% mercurio, per il 2% contiene l'argento, poi rame, stagno e zinco. Ecco, si è sempre creduto, ed è per questo che mi sento di solidarizzare con quanto ha affermato Corrado rispetto a quelle che sono le resistenze del mondo accademico nell'accettare qualcosa di diverso dai dogmi che fanno comodo alle case farmaceutiche, che sono diventate sempre più sfacciatamente potenti nel imporre dei canoni che fanno sì che noi medici usciamo dall'università con il paraocchi, e soltanto chi ha la fortuna di o di ammalarsi, appunto, è un paradosso ma è così, oppure di illuminarsi nel proprio percorso, l'illuminazione tra virgolette chiaramente, e nel proprio percorso professionale, di aprire la mente, il cuore, lo spirito a ciò che va al di là di quello che ci viene insegnato e imposto. Ecco, allora quello può essere un medico virtuoso, un medico che rispetta il giuramento che ha fatto. Vi dico soltanto che al di là di quello che stanno tentando di fare per cambiare il codice deontologico, soprattutto l'articolo 13 attualmente, in maniera tale che i medici poi non possano opporsi
ad alcun tipo di diktat rispetto in particolare ai vaccini. Noi continuiamo, piccola parentesi, a chiamare vaccino quello che è stato sì, appunto propinato e inoculato alle persone, quando invece di vaccino assolutamente non si tratta. Chiusa la parentesi. Ecco, però il fatto che il medico possa non opporsi a queste imposizioni, il fatto che al di là di quelle che sono le direttive accademiche, ordinistiche e purtroppo politiche, perché oggi l'ingerenza della politica è diventata così pesante che ha ribaltato i codici di etica e di moralità della nostra categoria, determina un sovvertimento dei valori, tali per cui ecco, il medico non è più abilitato a curare se non attraverso i protocolli imposti. Il medico non può chiedere di avere chiarimenti sia a livello scientifico che politico rispetto a determinate decisioni, ed è questo uno dei principali temi che noi come Società Italiana di Medicina, non so se qualcuno di voi la conosce, la SIM, immeritatamente, io ne sono il vicepresidente, ma cerchiamo di portare avanti questo concetto di libertà decisionale, di libertà nel fatto che dobbiamo mantenere una dirittura morale oltre che comportamentale dal punto di vista clinico. Prima facevo presente che il mio problema, che poi è stata la soluzione per fortuna di un comportamento che nei primi anni non è stato sicuramente rispettoso del giuramento che avevo fatto, perché ho ammalato tante persone oltre che me stesso nei primi anni, quando seguivo quei protocolli che invece andrebbero assolutamente ribaltati. E quindi capisco la resistenza nei confronti del diossido di cloro, capisco la resistenza nei confronti della medicina naturale, capisco la resistenza verso medicine che sono molto più antiche di quella farmaceutica che invece impera da poco più di mezzo secolo e che ha stravolto la nostra vita e che sta portandoci in un precipizio senza fine, perché poi vedete che fra un mese e mezzo, 2 mesi in realtà, si andrà a decidere probabilmente il destino anche della nostra professione, oltre che di tutti noi, quando cercheranno di assecondare quello che è il disegno attraverso il quale l'OMS diventerà padrone assoluto delle nostre vite, perché quando una sola persona, più che un solo ente, avrà l'unico diritto di decidere quando e come ci possa essere una pandemia, quando e come possa nascere un virus, poi sui termini di pandemia adattati in questi ultimi anni, sul fatto che poi il virus esista o meno, bene, credo che siamo in un contesto tale per cui ciascuno di noi si sia fatto un'idea, e io la penso come Seneca, che chi può
salvare e mantenere la barra dritta è soltanto chi esce fuori dal gregge, perché vuol dire che non è condizionato a seguire in questo caso linee guida, ma più che altro a conformarsi ipocritamente a quelli che sono i dettami che a livelli superiori, magari soltanto perché degli psicopatici hanno pensato di gestire la vita delle persone, possono fare i loro comodi. Ecco, dicevo della SIM, noi abbiamo un impegno estremamente importante, perché siamo nati nel periodo pandemico, quando e ripeto, di pandemia hanno voluto parlare, ma di pandemia non si è trattato, perché i numeri, le statistiche possono essere manipolati come meglio si crede. E la SIM è nata quando appunto abbiamo visto che la categoria dei medici era quella maggiormente responsabile del fatto che potesse essere portato avanti questo delirio, quindi abbiamo cercato di affermare perché un delirio, perché se non dico la maggioranza, ma il 50% di noi avesse avuto la capacità, e non voglio dire la dignità, di tenere dritta la schiena, di non appecorarsi, di ragionare con la propria testa, probabilmente tutto questo non sarebbe nato, perché noi siamo stati fra l'altro la prima categoria alla quale hanno imposto questo pseudo vaccino, e proprio perché dovevamo essere quelli che dovevano rappresentare l'esempio. Quindi se il medico si vaccina, chi di voi, chi del popolo non può non seguire quello che fa il proprio medico? Quando poi gli si vieta di andare per gli ospedali, di curare prima che le persone vadano in ospedale, quando si vietano le autopsie, quando ai medici ospedalieri viene imposto l'intubazione dei pazienti, oppure i protocolli, insomma, sono cose così ridicole che veramente è la prima volta che io mi sono vergognato di appartenere alla classe medica. C'è stato un momento in cui avevo scritto per consegnare la mia laurea, il mio diploma, e invece la mia specializzazione, invece ho pensato che era il caso di combattere, perché se tutti cediamo, non ci sono più pilastri che tengono in piedi la moralità anche della mia categoria, ci può essere solo l'effetto domino. E da qua i giornalisti, da qua i magistrati, sono le tre categorie che hanno determinato tutto quello che è stato e che sarà. State tranquilli che non si fermerà qua, quindi tenetevi pronti a essere guerrieri, perché non ci potrà mai essere fine alla guerra del bene contro il male. Però siamo speranzosi che vinca sempre il bene, perché non c'è stato momento nella storia dell'umanità in cui questo non sia successo. È anche vero che oggi gli strumenti che hanno in mano sono estremamente potenti, ed è vero però che altrettanto non si può vincere contro la verità. Dobbiamo essere forti su questo. Per quanto riguarda il mio di tema, quindi ci tengo, ecco, che anche visitiate il sito della Società Italiana di Medicina.it, anzi societaitalianamedicina.it. Perché? Perché parliamo di verità,
parliamo di libertà dai condizionamenti politici, parliamo di libertà dai conflitti di interesse che hanno purtroppo attraversato trasversalmente ogni medico in questi anni. Se ci sono dei colleghi qua credo mi possano dare ragione, non c'è un tentativo continuo di pseudo corruzione, nel senso che c'è una capacità di infiltrarsi nella volontà anche del medico, comprandolo, tra virgolette comprandolo. Non voglio dire che i colleghi siano corrotti, no, però ci sono meccanismi così infingardi, così sottili di condizionamento che è molto difficile riuscire a starne fuori. C'è chi lo fa perché ha una convinzione, magari ha un esempio come io l'ho avuto, grazie a Dio, paterno, di assoluta lealtà e di assoluta fedeltà a quello che si deve sentire nei confronti dei propri cari, della propria famiglia, ma siamo tutti una famiglia, cioè non c'è nessuno di noi qua che può esimersi dalla responsabilità nei confronti del proprio prossimo. Quindi credo che il compito che abbiamo come associazione, che è un'associazione di associazioni sanitarie, sia proprio quello di dettare dei suggerimenti, non voglio parlare di regole, però dei suggerimenti che possano far riflettere. E se potete andate anche a vedere la carta di Bologna che abbiamo codificato proprio 2 settimane fa al primo congresso a Bologna nazionale, e ho voluto parlare in particolare perché conosco tutti i colleghi che sono all'interno, e abbiamo voluto per la prima volta unificare quello che è il mondo giuridico col nostro, perché se il medico ha preparazione giuridica tale per cui ha la forza per opporsi alle imposizioni, altrettanto l'avvocato, il giurista, il magistrato, il giudice deve avere una preparazione clinica, scientifica, tale da poter combattere a sua volta verso queste imposizioni. Tornando a bomba alla mia materia, semplicemente perché il mercurio ha rappresentato il minimo comune denominatore nella mia vita, condizionando le mie scelte a monte, come vi dicevo, in senso negativo, ma riuscendo a darmi perlomeno chiarezza di quello che è il mio ruolo in questo cammino terreno. Siccome si parlava con Rosanna, che ringrazierei, non so, la conoscete tutti, però forse tutti, ma ha uno spirito, Rosanna Trevisanti, alzi i piedi per favore. Che ha questa forza dell'amore che davvero condiziona, coinvolge tanti di noi, e lei mi ha detto parla del video delle Iene, qua è semplicemente per un aneddoto, in realtà adesso magari lo proiettiamo, sono pochi minuti, perché non so, era forse il 2017, in piena epoca Lorenzin, un'altra che ecco, sì, quella là, quella che avete pensato,
che è stata in grado di rovesciare un sistema che, per quanto malato potesse essere, sicuramente non era in coma allo sbando come poi l'ha lasciato, e poi continuando anche a condizionarne gli eventi, perché quello che è successo è nato da là. Ecco, nel 2017 io fui invitato, forse ricorderete, Mi Manda Rai 3, una trasmissione che parlava di temi, siccome ho insegnato la Sapienza in quel periodo, fui chiamato per parlare appunto del problema dell'amalgama, perché avevo avuto una discussione con l'ex rettore della Sapienza, per cui si era scatenato un mezzo putiferio, però dovevo essere invitato per questo motivo, e andarono a cercare, dovevo andare un lunedì sera, e il sabato sera mi chiama il vice caporedattore di Mi Manda Rai 3 dicendo guardi che il suo intervento è stato annullato, sono molto arrabbiato per questo, tale Peter D'Adamo, un giornalista corretto, professionalmente integerrimo, e io ho chiesto per quale motivo, mi risparmio un viaggio a Roma, per carità, perché era in diretta, ma per le tue posizioni sul vaccino. Ma in realtà io sui vaccini in quel momento più di tanto non avevo espresso, se non il fatto che contenendo in quei periodi e quelli precedenti il tiomersal, e quindi un sale di mercuriale che è utilizzato come eccipiente, io in più occasioni in cui ho avuto modo di fare relazioni avevo rappresentato il pericolo che i vaccini potevano determinare nei confronti della salute dei bambini, non tanto come vaccino, ma per il fatto che avesse i sali di mercurio. E quindi fu annullato questo intervento. Fra l'altro, ecco, per inciso, io ho avuto la fortuna di conoscere Wakefield, il dottor Wakefield, non so se qualcuno di voi lo conosce. Ecco, lui è stato il primo medico radiato, lui è un inglese che radiato poi dal suo albo si è dovuto rifugiare in Canada. Oggi come oggi non so quanto sia stata una scelta. Vabbè, però in quel momento, parlo di oltre 20 anni fa, 25 anni fa, lui aveva ipotizzato il collegamento fra la vaccinazione, mi pare con l'esavalente, comunque sicuramente con vaccini morbillo e rosolia, e l'insorgenza di autismo, ma semplicemente perché pareva, il suo studio, che poi è stato criticato in maniera assurda, aveva fatto presente che potesse condizionare appunto il microbiota intestinale. E in realtà 4 anni fa appunto ho conosciuto Wakefield, al quale fece una domanda specifica, diretta, chiedendogli: ma secondo te il problema determinato dai vaccini nei confronti dell'autismo è il vaccino in sé o il mercurio che può essere contenuto? È assolutamente il mercurio. Questa risposta, fra l'altro, mi ha indotto a una ricerca che, quindi arriviamo a quella che è la mia di specializzazione, mi ha permesso di riflettere molto sul fatto che il mercurio, che è la sostanza in assoluto più neurotossica, seconda soltanto al plutonio, che lo è perché è radioattivo, però
potesse, parlo del mercurio odontoiatrico, quello contenuto nelle otturazioni in amalgama, potesse essere in qualche modo correlato all'autismo. Bene, io ho una ricerca nel cassetto che sinceramente ho qualche timore ancora a pubblicare, perché va di moda essere suicidati in questo periodo, nel momento in cui si afferma qualcosa oltre il dovuto. Però questo studio mi ha permesso di capire come il fatto discutevamo prima di cominciare, che il problema più importante oggi non è la posizione delle otturazioni in amalgama. Fra l'altro in Italia ormai è ridotta al 5%, e di questo una minima parte di merito o di responsabilità credo di averla, perché ormai sono quasi 30 anni che combatto contro questo paradosso scientifico, il più assurdo prima che arrivasse il Covid, sul fatto che la sostanza più neurotossica potesse essere utilizzata da medici inserendola all'interno della bocca delle persone, quasi fosse la discarica più sicura per mantenere il mercurio, e il mercurio che non può essere disattivato in nessuna maniera, se non questo è uno studio finlandese di 15 anni fa, quando andammo io fui rappresentante al primo incontro per la Convenzione di Minamata a Stoccolma nel 2009. Ci fu questo studio finlandese che affermava come per rendere inerte il mercurio dovesse essere interrato a 12 metri di profondità in camera stagna. Soltanto in quel caso là i vapori di mercurio non sono pericolosi. Ecco, poi scusate, magari mi perdo nelle mille cose, però quello che stavo dicendo è che le otturazioni mi ero fermato, aiutami, prima dei vaccini, esatto, che sì. E questo studio che ho fatto e che è nel cassetto, e che dimostra come appunto non è la posizione ma la rimozione delle otturazioni in amalgama la manovra più pericolosa, perché è aumentata negli ultimi 25 anni a dismisura nel mondo civile la richiesta di rimozione di queste otturazioni antiestetiche, che però richiesta che viene fatta da persone inconsapevoli a dentisti inconsapevoli, che fanno in maniera che quel gramo, e parlo di un'otturazione medio piccola, di mercurio contenuta in appunto in un'otturazione, anziché essere liberato in 30 anni perché evapora, può essere liberato in 30 secondi. Voi provate a immaginare come questi vapori di mercurio, che in qualità di metallo pesante si depositano nell'organismo delle persone, provate a pensare quando questo accade a donne in età fertile o addirittura incinte. Ecco, questa ricerca ha portato a capire come la madre possa trasferire al feto una buona parte del mercurio che ha accumulato, e uno studio in particolare ha dimostrato come il 100% di questo mercurio attraverso il latte durante l'allattamento possa essere passato al neonato. Da qua l'ipotesi che noi come categoria abbiamo responsabilità nella insorgenza dell'autismo, perché è stato chiamato in causa l'inquinamento atmosferico, l'alimentazione, i conflitti familiari, sociali, bla 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 bla, però
anno e mezzo di vita, che è quello in cui si manifestano i primi disturbi, nessuno di questi dati, di questi elementi può essere così inficiante la salute del bambino. Per cui è un'ipotesi, però ecco, come il diossido di cloro, studiamoci, parliamone. Invece quello che è stato fatto quando appunto dopo il servizio delle Iene che sono venute da me in conseguenza della segnalazione che questo giornalista Peter D'Adamo fece a un suo amico redattore alle Iene, dicendo ma guarda che hanno sì, oscurato, hanno comunque zittito Pischke. Questa fra l'altro è un'abitudine, perché mi succede spesso che anche a ottobre, quando fui invitato al Ministero per parlare all'Infoday sull'amalgama, ecco, fui a metà del mio intervento mi fu tolta la parola. E vabbè, basta avere pazienza, la verità si afferma sempre. Ecco, dicevo che mi fu intimato di mai più parlare di questi temi in alcune occasioni. Il mio ordine dei medici di Venezia mi ha intimato a mai più parlare di queste cose, quindi oggi in realtà a non parlare di odontoiatria biologica, che è il tema che sto portando avanti. Per cui magari questa trasmissione, non so, i filmati andranno in mano all'ordine dei medici. Siccome non sto parlando di odontoiatria biologica, credo di poter parlare liberamente, anche perché da quel giorno io parlo di medicina odontoiatrica biologica e sistemica, che è anche più adatto ai temi che porto avanti, in quanto penso che l'odontoiatria sia un po' la cenerentola della medicina, ma in realtà, anzi è considerata la cenerentola della medicina, però perché è vista soltanto come professione ad alto impatto economico, professione limitata a curare una parte, un settore molto ridotto del nostro corpo, quando invece ci sono le relazioni dente-organo, dente-organismo, dente-sistema, dente-muscolo, ci sono tutte o gran parte dei materiali che noi utilizziamo che interferiscono con la salute generale, per cui credo sia ora il tempo di ridare dignità clinica e scientifica a questa professione, ed è là che è nato il discorso. Se avete voglia di ascoltarlo, così magari ci sono dei dati che possono essere riportati in maniera più leggibile. Ecco, questo è semplicemente per farvi capire che prima della trasmissione eravamo in 4 a parlare di questi temi. Dopo una settimana io ho avuto tutto quello che mi è capitato addosso, però siccome sembrava un tema di promozione della propria attività, ci sono stati subito 220 siti che hanno cominciato a parlare di rimozione delle otturazioni in amalgama, e questo nonostante io avessi avvisato del pericolo di fare le cose in maniera scorretta, e quindi peggiorando la situazione dei portatori, dei pazienti che avevano l'amalgama. Ecco che invece c'è stata una recrudescenza. Quei pori oscure sono come un'otturazione all'amalgama dentale, e se non le avete voi in bocca, sicuramente conoscete qualcuno che ce le ha. Certo, ormai ne esistono anche di altro tipo, bianche e più carine da vedersi, ma quelle lì, quelle scure, sono le otturazioni più diffuse. Infatti garantiscono una lunga durata, 20-30 anni, e costano poco, in media 80 euro. Sono convenienti quindi, ma avrebbero una controindicazione che voglio vedere quanti conoscono. Sarebbero tossiche. Sì, perché l'amalgama è una lega di metalli, argento, stagno, rame e zinco, ma come ingrediente principale il mercurio, che appunto è tossico.
tossico. Il mercurio è la sostanza in assoluto più neurotossica e in termini di pericolosità, di tossicità è seconda soltanto al plutonio, e il plutonio lo è soltanto perché è radioattivo. Ma se oltre un secolo fa, quando si è introdotto questo metodo per le otturazioni, le conoscenze erano poche e questa pericolosità non era condivisa da tutti gli scienziati, da tempo la tossicità del mercurio non è più un mistero. Tant'è che, giusto per fare un esempio, nel 2009 è stata vietata anche la commercializzazione dei termometri tradizionali, che ne contenevano una piccola quantità, sufficiente però a far scattare vere e proprie procedure di emergenza in caso si fossero rotti. Ma chi lo sapeva? Un grammo di mercurio è in grado di inquinare un bacino d'acqua di 1000 metri cubi, è in grado di contaminare una tonnellata di cibo, è tantissimo. Eppure in bocca su di noi ancora si usa e può portare ad effetti estremi. Fino ad arrivare alla diagnosi di sclerosi multipla. Perché questo lo stiamo scrivendo? Perché soffre di sensibilità chimica multipla e soffre anche di ipersensibilità, conseguenza dell'intossicazione cronica dell'amalgama dentale. Patologie così invalidanti che potrebbero segnare il futuro di questi ragazzi, che per questo ci hanno chiesto di non comparire in video. Quante amalgame avevi in bocca? Oltre amalgama. Avevo 5 cari e mi hanno messo 5 amalgame. A 12 anni ne avrò avute già 10 e ho cominciato ad avere dei primi sintomi strani all'età di 12. È stata una cosa immediata. Dopo circa 2 anni che mi avevano messo le amalgame ho cominciato a non sentire più il caldo e il freddo sotto i piedi. ero debole, fragile più degli altri, più influenze, più conchigli, cose di questo genere. E poi cambiamenti di umore molto strani, che non appartenevano proprio al mio carattere. Stanchezza e nervosismo. Sono cose molto leggere, che nel giro di una settimana sono passate, quindi uno pensassi a stress. Ho chiesto al mio medico di base, agli altri specialisti cosa poteva essere una causa. La risposta? Era lo stress. Quindi i primi sintomi mediamente non compaiono subito, quando arrivano non sono costanti ed essendo molto generici vengono associati allo stress e non alle otturazioni. E così il tempo passa. Nell'estate del 2009, nel giro di 3 mesi, zoppicavo, non avevo più il controllo preciso del movimento delle gambe, non avevo più il controllo del braccio sinistro per allacciarmi le scarpe, pensi di andare da una parte e invece vai dall'altra. Mi hanno ricoverata, ho avuto la diagnosi. Quando hai capito che questa stanchezza poteva essere legata al mercurio e all'amalgama? Anni dopo, in seguito ad una parestesia che ho avuto al lato destro del corpo, che è un addormentamento di tutti i muscoli, mi hanno fatto fare degli accertamenti fino ad arrivare alla diagnosi. Come ti sei sentito tu in quel momento? Non ti fanno la mano addosso veramente. Ed eccoli qui i referti. Gravissima intossicazione da amalgama, sclerosi multipla. Nonostante gli effetti patologici siano certificati a livello medico e nonostante di casi come questi ne esistono a migliaia nel mondo, la Food and Drug Administration, che è la massima autorità americana per la sicurezza farmaceutica, ancora nel 2015 risponde alle preoccupazioni degli americani negando che l'amalgama dentale presenti un rischio di malattia o infortunio. E anche in Italia l'ANDI, l'Associazione Nazionale Dentisti, sostiene la stessa cosa. Non esistono ricerche scientifiche che indichino con certezza la tossicità di questo materiale. Insomma, per l'Associazione Dentisti non ci sarebbero problemi. Eppure è proprio un dentista a denunciare la situazione. Che ritengo estremamente grave. Purtroppo nei primi 10 anni di professione io l'ho utilizzata fino a quando non mi sono accorto di essere io stesso intossicato dal mercurio, delle otturazioni che facevo, ma soprattutto per quelle che avevo fatto fare su di me. Quante? 6 otturazioni al mercurio. I sintomi che hai avuto, quali sono stati? Per tutto è cominciato con una cefalea incredibile, non riuscivo ad alzarmi per la stanchezza, non riuscivo più a concentrarmi, non ricordavo le cose, avevo perso la memoria. Era il 1996 quando mi fu riconosciuta la tossicosi mercuriale. Una volta capito qual era il problema, cosa hai fatto? Ho rimosso le mie otturazioni, ho smesso di utilizzare l'amalgama e da quel momento è cambiata la vita, per fortuna a me, ma anche ai miei pazienti. Se prima sono stato responsabile, mi dispiace riconoscerlo, è così, di tante malattie perché le ho provocate anch'io, successivamente ho intrapreso un cammino di ricerca, di studio e di attività professionale volta alla cura di questi problemi. Ma com'è che il mercurio di queste otturazioni trasmetterebbe la sua tossicità al corpo? Il meccanismo più importante è quello della evaporazione del mercurio dall'otturazione, che può avvenire per vari motivi, per la masticazione, per l'assunzione di cibi acidi o caldi, si libera assolutamente in ogni minuto della nostra vita, giorno e notte. E questo video ci dà chiaramente l'idea del fenomeno che a occhio nudo non si può osservare. L'amalgama inserita in un liquido caldo, come ad esempio una banale minestra, rilascia i vapori tossici del mercurio. Le amalgame dentali rilasciano costantemente mercurio già a temperatura ambiente, quindi figuriamoci a 37 gradi all'interno della bocca. Il mercurio rilasciato dalle otturazioni in realtà non viene disperso, viene depositato in vari organi e soprattutto nel sistema nervoso. Come dimostra questo studio condotto dall'Università di Calgary in Canada. Il neurone che in un ambiente non contaminato vediamo svilupparsi, quando poi viene inserita una piccola particella di mercurio, si ritira, avvia
neurodegenerativo. Fermi, non stiamo dicendo che chiunque abbia in bocca otturazione all'amalgama ha o avrà questi problemi. La reazione infatti varia in base al numero di otturazioni che si hanno in bocca e al tempo trascorso, ma attenzione, conta anche la sensibilità individuale. Allora perché i dentisti la usano? Perché è comoda, è semplice da utilizzare. Quando ti devono mettere l'amalgama al mercurio nei denti, te lo dicono o no che ti stanno mettendo una cosa tossica? Mi auguro di sì, anche se credo purtroppo di no. Nessuno ti ha detto che era pericoloso? No, nessuno me l'ha detto, lo sapevo io chiedere al dentista se era vero che potevano esserci problemi con l'amalgama e lui ha assolutamente negato questa possibilità. Per formazione culturale i dentisti sanno che l'amalgama sì contiene il mercurio, ma il mercurio all'interno risulta stabile, per cui presumo che non dicano che il mercurio può essere rilasciato dall'otturazione. E questo è incredibile, perché per accertarne il rilascio basta un semplice test, quello del chewing gum. Nel quale viene misurata la quantità di mercurio nella saliva prima e dopo aver masticato un chewing gum. Perché la quantità di mercurio rilasciata non aumenta soltanto con i cibi caldi, ma anche semplicemente con la masticazione. E infatti il valore iniziale della nostra amica Erano 0,6 microgrammi per litro. Dopo la masticazione i livelli salivano a 2,4 microgrammi per litro. Quindi è chiaro che la masticazione favoriva la fuoriuscita di mercurio nell'amalgama. Successivamente a questo test, cosa hai fatto? Ho rimosso le amalgame dentali. Può sembrare incredibile, ma il rischio più grande anche di avercele in bocca, è rimuoverle. Se viene lasciata in bocca, l'amalgama libera vapore di mercurio nei decenni. Se viene rimossa scorrettamente, perché si va a trapanare l'amalgama col trapano, quella quantità di mercurio viene liberata sotto forma di vapore in pochissimi secondi. Come risulta evidente da queste immagini, guardate, il dente con l'amalgama viene stimolato stavolta con alcuni strumenti odontoiatrici e questi sono i risultati, fumi di mercurio. Quindi quello che avresti potuto beccarti in 30 anni rischi di beccartelo in 3 secondi. Come te le hai rimosse? Le ha trapanate e le ha tolte e in queste occasioni avevo sempre delle reazioni con febbre alta e convulsioni. Poiché si dava fiducia e credito ai medici ho continuato a rimuoverle e ogni volta avevo sempre delle reazioni Diverse o come la prima? identiche. Eppure un sistema per rimuovere l'amalgama in tutta sicurezza esiste e prevede vari livelli di precauzione. Guardate, al paziente viene completamente coperto il viso e applicata la liga. Che isola completamente il dente. Questo è un sigillo che viene messo intorno. Tipo il silicone. Esatto. E in questo modo il paziente è al sicuro. Poi va messo in sicurezza l'ambiente contro la dispersione dei vapori tossici. Abbiamo 5 livelli di aspirazione. L'aspirazione pavimento. Poi c'è il classico aspirasaliva che si mette sotto la liga. Ce n'è uno sopra la liga, uno sul dente Che è questo? e poi questo tutto intorno alla zona operatoria. Adesso dobbiamo mettere in sicurezza noi e siamo pronti per cominciare. Io vado con la presa intorno all'operazione per sgusciarla, con una abbondante getto l'acqua in maniera che ci sia l'adeguato raffreddamento che impedisca il rilascio dei vapori di mercurio. L'amalgama è stata via, è stata aspirata completamente dall'aspiratore, c'è stato un tempo di contaminazione quindi, per cui a questo punto l'operazione di rimozione dell'amalgama è conclusa. In questa maniera non c'è assolutamente alcun rilascio di vapori di mercurio che sono pericolosi per il paziente. Questa è una procedura sicura, ma che una parte dei dentisti non applica, anzi, hanno pure vedute diverse. È evidente che questi dentisti ignorano il problema completamente e può capitare che la norma sia questa. Guardate, l'innatura del dente senza alcun tipo di protezione, né per il paziente né per il dentista. Il nostro complice, nonostante fosse stato informato della pericolosità di un'operazione fatta in questo modo, non è riuscito a dire di no. E in pochi secondi, purtroppo, ha inalato un grosso quantitativo di vapori di mercurio. Invece loro, per fortuna, hanno rimosso le amalgame nel modo corretto. Dopo ogni rimozione vedevo un miglioramento. Dopo ogni rimozione, nell'arco di qualche giorno, addirittura di qualche ora, c'erano dei miglioramenti. Sono passato da avere un paio di convulsioni al giorno fino ad averne 2 anni. Il braccio sinistro, che era stato quello più colpito dalla sclerosi, subito dopo la prima volta mi ha acquistato forza. Ho ricominciato a sentire il caldo e il freddo e la cosa più bella è che alla fine di tutto, con la rimozione dell'ultima amalgama, non ho più sentito il segno di Lerner, che è una scossa che senti dal collo alle gambe quando pieghi la testa in giù. Dopo la rimozione dell'amalgame, la malattia andava avanti
sono? La Mattia è stabile, ho più sintomi di prima, faccio una vita normalissima. Non ho capito niente. E non se lo stanno inventando. Ecco il referto di uno di loro. All'ultimo controllo per la sclerosi multipla, regredito e quasi irriconoscibile il referto precedentemente segnalato a livello del midollo spinale. Che il mercurio sia dannoso per la salute è scientifico. Già nel 2013 la Convenzione di Minamata impegnava il mondo ad una drastica riduzione dell'estrazione e dell'uso del mercurio in tutti i settori per i danni che questa sostanza causa all'ambiente e alla catena alimentare. L'Italia è il terzo paese Che utilizza più amalgama. prima di noi ci sono soltanto la Francia e il UK, ci sono paesi come l'Austria, i paesi nordici dove siamo praticamente a zero. E da noi dove se ne usa di più? Sicuramente nel sud e soprattutto nei dentisti più anziani. Quella che abbiamo documentato quindi è proprio una realtà controcorrente. Io faccio la ricerca, la faccio a titolo personale. Perché la stragrande maggioranza dei dentisti la pensa in maniera completamente diversa. Infatti, come si legge sul sito dell'Associazione Dentisti Italiani, la comunità scientifica ha ampiamente dimostrato come la presenza di amalgama dentale nel cavo orale non sia pericolosa. E c'è anche una terza posizione, una via di mezzo, quella del Ministero della Salute, che in un decreto del 2001 dichiara sì che l'emissione di vapori di mercurio è suscettibile di compromettere la salute dei pazienti, ma poi, per prudenza, consiglia di evitare la povera rimozione dell'amalgama solamente in pazienti in gravidanza, allattamento e bambini sotto i 6 anni di età. Quindi qual è la verità? Ma intanto, per chi ha il dubbio di essere intossicato da mercurio, c'è una soluzione, si chiama terapia chelante e viene praticata attraverso una semplice flebo che agisce sui metalli che si depositano nel corpo. Alluminio, il piombo, ad esempio, sono i due metalli più diffusi nell'ambiente. Cioè, quindi adesso io mi sto liberando di tutti questi metalli e anche del mercurio? Assolutamente. Una sostanza iniettata che era come un granchio, cioè cattura il mercurio e te lo fa espellere attraverso la pipì. La cosa che mi fa veramente incazzare è che questi anni ci fosse stato un solo medico che abbia seguito il mio caso per poter imparare e oggi quindi ci sono stati dei medici, ci sono medici di buona volontà che però non lavorano nelle strutture pubbliche e quindi non c'è una volontà politica di affrontare questo problema e il paziente che oggi si ritrova nelle stesse condizioni deve rivolgersi da dentisti chiaramente. Questo lo trovo veramente scandaloso. Vabbè, il problema è semplicemente perché questo è l'esempio di malasanità di cui non si parla e ecco, semplicemente mi auguro che in ciascuna delle specialità, in ciascuno dei nostri settori possiamo portare testimonianza e portare un esempio, tutto qua. Poi è chiaro che ciascuno di noi fa quello che può. Siamo qua. Grazie. Grazie al dottor Pische per quanto ci ha fatto sentire e vedere.